Il Matera ha perso il treno per la C1. Nello spareggio di Foggia i biancoazzurri hanno sfoderato la migliore prestazione dell'anno, ma non è bastato contro un Savoia spietato. I campani hanno colpito nelle uniche 2 sortite in avanti effettuate con il loro attacco, Lunardi-Donnarumma. La gara non era iniziata certamente sotto i migliori auspici per i lucani, costretti a rincorrere sin dal secondo minuto, quando Lunardi dimostrava a 35 anni suonati di non aver perso affatto il vizio del gol. Il Matera non accusava il colpo e giocava 25 minuti ad altissimo livello. Il Savoia era alle corde e De Canio doveva fare gli straordinari sulla sua panchina per tentare di riportare la calma tra i suoi. Fida e Tatti, in giornata di grazia, seminavano avversari e rendevano difficile la vita al portiere avversario Visconti. L'estremo difensore bianconero doveva superarsi su una punizione tagliata di Fida, ma non la poteva sullo spettacolare gol di Bitetto, che incornava a rete un perfetto cross dalla sinistra di De Solda. Era il 33esimo e il Matera poteva tirare il fiato e gestire la gara in maniera più tranquilla. Per il Savoia non c'era il tempo per una reazione convinta, qualche giocata a centrocampo e niente più fino alla fine del tempo. Nella ripresa il Savoia appariva maggiormente determinato. Di Cunzolo, in una delle sue sgroppate sulla sinistra, alzava troppo la mira. Poi ancora il Matera in cattedra. D'Ermilio su calcio di punizione esaltava le qualità di Visconti, ma subito dopo agitava gli animi con un brutto fallo su Donnarumma. Avvenuti e Ciardiello saltavano i nervi e l'arbitro li mandava anzitempo sotto la doccia. L'agonismo prendeva il sopravvento e per il Savoia era tutto più semplice. Donnarumma, imbeccato da Amura, scagliava a rete il pallone del 2-1. Il Matera era in ginocchio, i biancoazzurri perdevano la lucidità e si affidavano più a manovre individuali che corali. Prima De Solda e poi 2 volte Falaguerra, subentrato a Bitetto all'80°, alimentavano le speranze dell'aggancio. Un pareggio che sarebbe potuto arrivare se Rossi, arbitro in area di promozione, avesse valutato da rigore il fallo di Scorsini sull'Andonio a tempo regolamentare scaduto. Il Savoia poteva dare inizio ai festeggiamenti. Per il Matera ancora la C2, vicende giudiziarie permettendo.